Talmente rinomato da subire continui attacchi da parte degli imitatori, specialmente adesso che l'Europa apre le porte a nuovi Stati membri. Stiamo parlando del Prosecco, eccellenza del Trevigiano, che potrebbe essere messo in pericolo dal Prosec croato. Proprio di questo si è parlato oggi in un incontro con gli europarlamentari. Eccolo il temibile Prosek, il vino appassito croato che con l'entrata della Croazia nell'Unione Europea minaccia da vicino il nostro Prosecco. E poi in fila ci sono alcuni tra i falsi più diffusi, le lattine di Sec, il Prosecco spagnolo, il Garibaldi che spopola in Brasile, il Totoi che va molto di moda in Nuova Zelanda o infine il Prisecco prodotto in Germania. Alcuni legittimi, altri falsi, vini nati sull'onda dell'enorme successo economico del vero Prosecco DOC ed OCG. I consumatori nel mondo possono essere tratti in inganno. Se non trovano la qualità che pensano o che è legata all'immagine del mondo Prosecco, indubbiamente farà fatica a acquistare una seconda bottiglia. Che cosa vi preoccupa di più? Ma in questo momento sicuramente la contraffazione e l'uso illegale dell'utilizzo appunto del nome Prosecco a livello comunitario e internazionale. Un prodotto da tutelare con la collaborazione dell'Unione Europea. Per questo i 3 consorzi di tutela del Prosecco hanno incontrato gli europarlamentari dell'Intergruppo Vini, chiedono impegni precisi. L'impegno dell'Europa c'è? Sì, l'impegno dell'Europa c'è, sì. Ma la strada non è facile. L'ultima notizia negativa arriva proprio da Bruxelles, che chiarisce che se la Croazia dovesse presentare all'Unione domanda di protezione per il suo Prosek, la Commissione sarebbe tenuta a tenerne conto. Delusione tra gli europarlamentari italiani. Non possiamo far passare, altrimenti dopo tutto ciò che troviamo in giro per il mondo sarebbe una ruota che ci copre.